Lui assumerebbe, ma i talenti partono. Quando la fuga dei cervelli pesa sulle imprese, la sfida è quella di trovare le persone competenti. Lo racconta l'eclettico imprenditore veneziano Pier Antonio del Turco. Scienziati, li chiamo io, in verità sono molto bravi, arrivano quasi tutti da industrie farmaceutiche e se posso dire la mia, problemi io li affronto tutti i giorni, ma il problema più grosso è trovare le persone. Io in questo momento ho bisogno di 5 persone, non una, 5. L'azienda da lui fondata da oltre 30 anni è una realtà attiva nel campo della ricerca scientifica e dell'analisi di laboratorio, specializzata in studi di chimica analitica applicata a settori industriali, ambientali e alimentari, collabora con molti ospedali ed è partner anche dei più grandi marchi di case farmaceutiche. Una volta che c'è fatta la fase preparativa, il campione viene messo dentro questa boccettina che si chiama Vaia e viene messo negli autocampionatori e poi analizzato. Adesso andiamo a vedere. Uno dei temi affrontati a livello di ricerca riguarda le microplastiche. Anche da qui, dai laboratori di Spinea, gli studi scientifici evidenziano come attraverso il consumo di pesce, acqua e alimenti contaminati un individuo possa arrivare a ingerire ogni anno quantità di microplastiche pari complessivamente in termini di massa a una carta di credito. Quindi tutti questi tipi di attività che vengono svolte normalmente a mano, noi riusciamo a farle esattamente con questo braccio cobotico. Questo è uno strumento che viene utilizzato nell'industria farmaceutica. Tra i vari test che sono obbligatori per legge, un test riguarda come si scioglie la pastiglia. L'attività dell'azienda riguarda l'analisi di campioni biologici e materiali di consumo, come ad esempio l'acqua e gli alimenti, con l'obiettivo di individuare la presenza di sostanze, residui e contaminanti e studiarne il comportamento e l'interazione con l'organismo umano. E dopo è l'industria farmaceutica che è l'artefice di tutto. Tenga presente che per trovare una molecola da poi registrare e poi mettere nel mercato possono passare anche 10 anni e può spendere anche 20 milioni, anche miliardi di euro.